Ecco, inizia ufficialmente qui a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la 12ª legislatura. Da poco si sono chiuse le porte dell'aula per la prima seduta del Consiglio regionale del Veneto. Abbiamo avuto un grande affare a intervistare la maggior parte dei consiglieri. La prima azione è quella dell'elezione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Qui da Palazzo Ferrofini abbiamo raccolto emozioni, sensazioni di neofiti, dal decano, che è Riccardo Szumski, di Resistere Veneto, al più giovane Jacopo Maltauro di soli 26 anni. C'è un clima generale di voglia di rinnovamento e quindi insomma ci sono le premesse. Ricordiamo che sarà un consiglio regionale molto più variegato, perché l'opposizione ha decisamente una compagine che è il doppio di quella della precedente legislatura. Ci aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni per capire chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio del Veneto.